Una sera su Maturna sì. Il vento dalla baia passa sulla nostra casa, la burrasca già sconfiglia il mare, ma sto naufragando anch'io, non so dimenticare chi non mi ama più. Le regole del gioco tu le hai rispettate poco e di notte io non mi addormento e sto come un bambino qui a immaginarmi ancora quando c'eri tu. Insieme! Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via, sarà ma solo qua un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora mia, sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà. Tutti con me! Saranno giorni consumati nei ricordi tra una barca vuota e una fotografia. Se ti dicessi che oggi non t'amo più sarebbe una bugia. Le nostre passeggiate, l'ombra delle tue risate, le emozioni che nascevano con te mi mancheranno e tu sei come un nodo in gola che non scende giù. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via, sarà ma solo qua un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora mia, sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà. Ciao Sid! Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via, sarà ma solo qua un uomo che vive per metà. Sarà la nostalgia, sarà che ti penso ancora mia, sarà quel che sarà, ma tu che ne sai di che sarà. Benvenuti! Ciao amici a casa, ciao ragazzi, ciao! 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti al Peiretti, saluti ad Amedeo Grillo. Oh raga, ma a Luserna nevica da voi? A Luserna San Giovanni sta nevicando. Quando nevica io passo ore, ancora ore a guardare la finestra. Guardare, c'è un lampione qua, no? Lungo la strada e vedo i fiocchi scendere. E quindi adesso vi chiedo, voi dalla vostra finestra cosa state guardando? Cioè si vede la neve? Mi mandate una foto al 348 80 40 254 di cosa c'è, della poesia che vedete fuori dalla vostra abitazione, fuori dalla vostra stanza. Tra un po' giocheremo, amici a casa, tra un po' giocheremo e sono anche un po' triste perché un gioco che ho inventato
qualche mese fa e oggi è l'ultima puntata di questo gioco, quindi dovete indovinare cosa c'è dentro. Tra un po' daremo gli indizi e abbiamo anche modificato un indizio per renderlo ancora più facile, perché questa sera devo per forza farlo vincere, ok? Da lunedì cambia tutto, cambia completamente tutto. Ma a proposito di richieste, andiamo a leggerne una insieme. Federico in regia, innanzitutto buon lavoro, mi fai leggere il prossimo brano, la loro idea che hanno avuto un po' di settimane fa, ma ci ho messo un po' a fare un arrangiamento completamente strano. Grazie per la bella settimana musicale che regalate, se possibile mi piacerebbe ascoltare Pierre, grazie mille, un abbraccio ideale. Ciao Edo, grazie per aver richiesto questo brano, è un brano del 1977. Parlare di omosessualità in quel periodo non era difficile, molto, ma molto di più. E questa è forse la prima canzone italiana che tratta questo argomento. E ve la faccio sentire in una versione mia, tutta mia. Penso te nei tempi della scuola, con noi sottile, pallido, un po' perso, tu già da noi così diverso, triste. Penso te, ricordo si rideva tra di noi di quel tuo sguardo di bambina, di quella tua dolcezza strana, triste. Pier, ti ho rivisto questa sera e tu abbassi gli occhi, ti nascondi e poi te ne vai. Scusami
Federico, l'ho fatta meglio nelle prove, ho patito un po' l'emozione, ma ci sta, altrimenti saremo delle macchine, no? Invece siamo delle persone, abbiamo anime, abbiamo dei sentimenti, dei pensieri e quindi a volte... Vabbè, comunque, ragazzi, questa era. Grazie per averla richiesta. Adesso però guardate... Guardatelo qui, eccolo qua, è pesante oggi e vi ho anche aiutato per un'altra volta. Allora, amici, abbiamo modificato un indizio, però andiamoli a vedere. Vai Federico, i 5 indizi di questa sera sono: testa, quarto, vecchio anello parete, mentre ieri era testa 4, vecchio anello parete, quindi cambia da 4 a quarto. Amici a casa, 378 4080 506 per portarvi a casa lo zainetto ufficiale di Rete 7. Mi raccomando, cosa ho nascosto qua dentro? Gli indizi sono quelli, sono ben 5 e tra un po' ve ne dirò un altro magari, forse. Io aspetto le vostre telefonate però nel secondo tempo, perché questa sera, a parte il primo che telefona, il secondo, il terzo, vi aiuterò anche durante la telefonata, ok? Per farvi vincere lo zainetto, anche perché è praticamente scaduto il tempo. Sono le 20:16, fra 44 minuti non c'è più questo gioco, quindi vuoi non omaggiare lo zainetto ufficiale? No, questa sera mio caro Federico, dobbiamo farlo. E adesso sulle manine, arriva Pupo! Voglio vedervi saltare tutti. Pronti? Non mi importa niente del passato, quel che è stato, noi restiamo qui a sognare con lo sguardo verso il mare, sai, le promesse d'amore piccola sono raggi di sole, brillano nel cielo e poi si posano sui tuoi occhi e sul cuore, piccola, le tue piccole ali candide sui miei pensieri. Io cercavo tante cose, chi lo sa se le ho vissute, emozioni già perdute, grazie a te le ho ritrovate, sì, le promesse d'amore piccola sono senza parole, volano nell'aria e poi si toccano nei tuoi occhi e nel cuore, piccola, le tue piccole mani fragili sui miei domani. 348 80 40 254, fatevi sentire. Quando nasce un nuovo amore, seducente, appassionato, non sciupare questo fiore, è un regalo delicato, sai, le promesse d'amore piccola sono raggi di sole, brillano nel cielo e poi si posano sui tuoi occhi e sul cuore, piccola, le tue piccole ali fragili sui miei pensieri, piccola tu, ti chiudo dentro il mio cuore, sei piccola tu, io senza te non so stare, sei sempre di più nei miei pensieri, ed ora piccola tu, ti chiudo dentro il mio cuore, sei piccola tu, io senza te non so stare, sei sempre di più nei miei pensieri, sei piccola tu, sei sempre di più, sei sempre di più, sei piccola tu, sei piccola tu, sei sempre di più, sei piccola tu, io senza te non so stare, sei sempre di più, sei sempre di più nei miei pensieri. E adesso
faccio anche il tecnico di palco, metto l'asta, ecco qua, bello pronto. Ladies and gentlemen, Madame Giunterek, Monsieur Dame, di che non è vero. Amedeo Grillo! Buonasera! Buonasera Amedeo, ciao! Ciao. Io non ci ho capito niente, va bene quello che hai detto. No, te l'ho detto in no, è un dialetto mandarino, ma proprio stretto. Mandarino. E lo parlano, Mandarino lo parlano soltanto in una borgata della Cina. Ecco. E quindi poi me l'hanno insegnato. Sì, sono stato questi 20 anni, no? E quindi mi hanno insegnato ok? Vuol dire benvenuti, c'è Amedeo Grillo che canta stasera. E iniziamo con un gran brano che devi fare una dedica. Una dedica. Vedi, l'ho emozionato, lo sapevo. Assolutamente. Una dedica, no? Se adesso te ne vai, non è una dedica? No, me ne vado. Sì, al mio dottore. Oh, perché... come si chiama? Possiamo dire almeno il nome. Cioè... Inventa il nome. Come si chiama? Non si... di no, Mauro, non è che abbiamo detto che... No, assolutamente. Mauro, tutto per te. Guardami negli occhi, ora sto per dirti che non avrò paura di restare senza te. Se adesso te ne vai non me ne frega niente. Domani è un altro giorno, ricomincerò e non avrò ancora quando parlerò di noi, nasconderò il dolore come non ho fatto mai. Ma non mi dire adesso che ti dovrei capire. Perdonami ma io non ti perdonerò. Se adesso te ne vai, mi fai crollare il mondo su di me. Adesso te ne vai ed io non vivo, o so mi abituerò a camminare senza vita. Non è così per te, che lo sapevi già. L'ultima valigia e poi tutto cambierà, e già qualcuno aspetta per portarti via di qua. Spero soltanto che stavolta sia per sempre. Ma quanto male fa doverti dire che se adesso te ne vai non ci sarà più posto dentro me. Ti giuro d'ora in poi io non so più chi sei. La scena via con te, le incertezze la tua ipocrisia, ma il male che mi fai non puoi portarlo via. Diventerà lo scudo con quale mi difenderò da te. E adesso sbatti forte quella porta via da me e maledico il giorno ci ha unito.
Ora sto per dirti che mentre tu mi lasci io rinasco senza te. Canzone difficilissima, fatta molto bene, meglio che nelle prove, vedi, al contrario di Pier mio, meglio che nelle prove. Bravo Amedeo, bravo. Allora Amedeo, senti, adesso alziamo un attimino gli occhi qua al cielo e andiamo a rivedere gli indizi. Vai regia, vediamo un po' quali sono gli indizi. Mi raccomando ragazzi, l'ultima possibilità, l'ultimo treno, non potete perdervelo. Testa, quarto, vecchio, anello e parete. Hai capito? Di sicuro non è difficile, ma ne manca facile però. Ma davvero? Che ti inventi? Non lo so, testa qua. Ma non è che è facile. Testa, quarto, c'è primo, c'è il secondo, c'è il terzo e poi c'è il quarto. Vecchio, anello e parete. Senti, ma se parliamo di Sandra e Raimondo, no, perché voglio aiutarli. Ah, ecco, va bene. Se parliamo di Sandra e Raimondo, Medeo, lei quando si coricava nel letto lo guardavi, no? No, sinceramente allora, io ti spiego. No, come? Cioè, No, mai, ma non guardavi Casa Vianello? assolutamente. Ragazzi, come, cioè, ho trovato l'unico al mondo in Italia che non guarda Casa. Comunque, ti dico una cosa: lui si metteva lì col giornale, lei lo guardava, agitava i piedi e diceva una battuta. La battuta era: sono stufa. Stufa è un altro indizio. Ma adesso andiamo sul mondo musicale delle orme con una vostra richiesta, amico di ieri. Vento d'autunno intriso di sabbia, posi il tuo velo sulla città. Il deserto è la tua culla. Non conosco la tua età. Porti il ricordo di antichi pionieri, spinti da un sogno di libertà. Hai disperso i loro canti, li hai guidati verso il mare a una nuova realtà. Amico di ieri, le orme. Vento d'autunno, amico di ieri, oggi nessuno si cura di te. La tua voce che si alza toglie il sonno a chi riposa, sporca solo la città. Le sonorità degli anni 60, ragazzi.
La voce di Amedeo con Amico di ieri. Poi mi ha scritto il mio manager, diceva no, guarda che non diceva sono stufo, diceva che barba, che noia. No, lei diceva sono stufa, non succede mai niente, e ogni puntata succedeva di tutto e di più. Sono stufa, non succede mai niente, sempre io e te io, te io. Che barba, che noia. Quindi perché sono cose. Adesso ti prometto che mi faccio fare un DVD. Mi faccio fare un DVD e ti mando tutte le puntate di Casa Vianello, tutte, perché non puoi non guardare Casa Vianello. Non ci tengo per niente. No, ma perché? Perché è bellissimo. Vabbè, meglio Casa Peiretti, lo so, però vabbè. Casa Vianello, Casa Peiretti, pure casa. Pubblicità, 2 minuti e mezzo, torniamo subitissimo con le telefonate aperte per vincere lo zaino. Sì, ma diamolo sto zaino però. Ma gli ho detto che è un altro indizio, gli ho detto stufa, è un altro indizio. Forza ragazzi, pubblicità. Bentornati in questa seconda parte, indizi sopra di noi, e apro le telefonate in 5, 4, 3, 2, 1. Ora apriamo le telefonate. Federico, fammi vedere gli indizi, però gli indizi sopra di noi, vediamo se arrivano. Ok, testa, quarto, vecchio, anello, parete, e abbiamo aggiunto durante la diretta la parola stufa. Vabbè dai, non è difficile, anche se Amedeo nella pubblicità mi fa ma come fai? Se qualcuno ha voglia di giocare con noi, telefonate adesso al 378 40 80 506 per vincere lo zainetto ufficiale di Rete 7. Mica, lo so che non può essere facile, perché è facile perché l'hai creato, e quindi di conseguenza per te rimane facile anche dare un altro indizio. Ma fidati che è molto difficile crearlo, anche perché quello di sicuro, quello lo posso capire. Devi battere una cosa che adesso abbiamo tutti nel cellulare, che è l'intelligenza artificiale. Quindi tu devi battere prima l'intelligenza artificiale, altrimenti a casa mettono i 5 indizi, l'intelligenza artificiale dice cos'è. Quindi prima battere lei e poi cercare di giocare. Ragazzi, nessuno chiama oggi, nessuno chiama, siete timidi, e più che dirvi stufa, ragazzi, con cosa si accende a stufa? Va bene, vediamo se qualcuno all'ascolto ci prova. Però prima abbiamo una richiesta. Vai regia, vediamo se arriva la richiesta subito. Ok, Federico, ecco, ciao, avrei una richiesta: La notte dei pensieri di Zarrillo oppure Mistero di Ruggeri, fate come più preferite. Guarda, mi piacciono tutte e due. Questa sera per Milena ho scelto Mistero. Vai! Con cosa l'accendi la stufa tu? Con l'accendino. Dopo il brano riapriamo le telefonate che stanno arrivando. Con gli occhi ben aperti chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere, e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Cose che ci trascina fuori dalla macchina, cose che nella notte ci fa telefonare, cosa ci prende, cosa si fa quando si muore davvero. Mistero. Ho bisogno di un paio di occhiali, non vedo più. Il gioco si fa duro e non si può dormire, e non sappiamo più decidere se ripartire, e batte forte il cuore anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Cose che ci cattura e tutto ci moltiplica, cose che nella notte fa telefonare, quando si chiede, quando si dà, quando si ama davvero. Mistero. Stavo guardando chi mi stava chiamando, o là o qua. Abbiamo già rubato, abbiamo già pagato, ma non sappiamo dire quello che sarebbe stato. Ma pace non abbiamo, nemmeno la vogliamo, nemmeno il tempo di capire che ci siamo già. Cose che ancora ci fa vivere le favole, chi sono quelli dalla foto da tenere, cosa si cerca quando si dà, quando si ama davvero. Mistero. Sarai sincera,
dimmelo, dimmelo. Sarai sincero. Dipende solo da te. Prendere la mano è facile. La verità che la vita ti dà è una fredda carezza nel silenzio che c'è. E adesso tutti con noi, tutti. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che nella notte fa telefonare? Cosa ci prende? Cosa si fa? Quando si vuole davvero? Mistero. Quando si chiede, quando si dà, quando si ama davvero. Mistero. Mistero. Ragazzi, Ma dai, una va bene, ma sbagliare 2 volte la stessa frase è fantastico. Solo Peiretti riesce a fare una cosa del genere. ci vuole tenacia. Ci vuole tenacia, volevo dirla così. Non mi piace come l'ha scritta lui, va bene? Ragazzi, andiamo a rispondere alle telefonate. Forza Federico, gli indizi sopra di me, lo zaino qua vicino. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Samantha da Cavagnolo. Samantha, stavi ridendo perché ho sbagliato 2 volte la stessa frase della canzone? Vabbè, succede. Allora, Samantha hai detto, giusto? Sì, Samantha, testa, quarto, vecchio, anello, parete, cosa c'è qua dentro? un pezzo di legno. Perché? Allora, perché la parete può essere di legno, Sì? poi la testa di legno. Quando uno ha una si dice testa, testa di legno. quando Sì, uno ha bravo. testa di legno come io. Poi nel mi ultimo sembra che quando uno arriva al quarto c'è invece di bronzo, mi sembra di legno. Brava. Può Ok, essere, di ok. legno. E poi vecchio, non lo so, Un- legno. Un legno vecchio, Ah, ok. semplice. E anello neanche, non so. Non sai Un cos'è anello l'anello? di legno. No, ti spiego cos'è l'anello. Perché l'anello è esattamente questa parte per contare gli anni. Brava Samantha! Bravissima! E che te posso? Brava! Allora, Hai visto? Ecco, vedi. mi ricordi da dove stai chiamando? Da Cavagnolo. Da Cavagnolo. Finalmente lo zainetto arriva a Cavagnolo, ok? Sì, sì, grazie. Cosa ne farai di questo zainetto, Samantha? Glielo darò ai miei figli per andare in giro. Come si chiamano? Daniele e Gabriele. Allora, salutiamo Daniele, salutiamo Gabriele. Ciao, ragazzi. Grazie Samantha per aver giocato Ok. con noi. Mandami gentilmente un messaggino al 348 80 40 254 con i tuoi dati in modo che ci mettiamo d'accordo per la consegna dello zaino che va fatta Ok. in Rete 7. Ok? Grazie. Va bene, benissimo, buona Grazie. serata. Ciao, Salve. Grazie grazie. Samantha. Ciao. Tieni, te lo regalo. No, Amedeo continua a dire: ma cos'è? È molto più facile, cioè, perché non hai mai detto a nessuno chi è che chiama dopo che hanno indovinato. Non posso rispondere, ragazzi, c'è un regolamento. Hanno indovinato. Ma come sta? Perché la prendi sta cosa? non hai mai detto a nessuno sei una testa di legno. Sì, quello è vero. E allora, potevo anche però dai. mettere Gamba riferito alla fiaba, potevo mettere tante altre cose, Pinocchio, però con questi era Anche carino, Pinocchio, va bene, va bene. una parete di legno, insomma. Sì, ma un pezzo di legno. E poi la medaglia di legno quando uno arriva qua, ragazzi, poi Amedeo continua a dire: ma No. cos'è? È quello. Vabbè, tutto a posto. L'hai dato? Siamo da... Lunedì, parliamo un secondo di ciò che succede lunedì perché ci sarà un gioco nuovo dove se volete potete vincere, anzi se riuscite, non se volete, se riuscite potete vincere un panettone da 1 chilo, un buono sconto per cena o pranzo in una trattoria bellissima di Torino, la trattoria Rabezzana. È lo zainetto, perché resta lo zainetto nei 3 premi. ecco. Quindi non vincete un premio, cioè ne vincete uno, però potrebbe essere uno, due o 3. Giochiamo con un nuovo gioco divertentissimo, sempre al telefono, veloce, immediato. Vi aspetto tutti lunedì. Adesso noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo, poi torniamo in onda con tutti i vostri messaggi. Pubblicità.
Bentornati in quest'ultima parte, in questo venerdì. Posso farti una domanda così al volo, al brucio, senza noi non prepariamo mai niente? Noi tu non lo sai. prepariamo niente, anzi guai. Ma se sono prepariamo. Dimmi. tre premi, giusto? Sono 3 premi. Serie sì. A, Serie B, Serie C, o No, singolo no. un premio e poi magari... Poi lo spiegherò bene lunedì, però allora 3 premi, sai? è semplice. Ci sarà una domanda, io rispondo al telefono, verrà in sovraimpressione una domanda semplice, tipo quanti anni ha Roby Facchinetti, con 3 soluzioni. Se si indovina, quindi avrai A, B, C. Se indovini, passi al secondo gioco. Dietro di me ci saranno 6 buste. In una c'è il panettone, Ah, ecco, volevo dire. nell'altra abbiamo lo zaino, in un'altra ancora il terzo e il buono, ma le buste sono 6. Ci sono 3 buste con una faccina triste. Se becchi la faccina triste non hai vinto niente. C'è anche la nel gioco c'è la fregatura. No, non è fregatura, non è una fregatura. Non è una fregatura, è più bello perché a parte risponde a domanda che sarà facilissima, è proprio solo Vorrei per Anche perché il facile non è quello, è quello. almeno così non è divertente. Un po' furbetta sta è cosa. divertente. No, perché uno così può scegliere la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. Ok, te l'aspettavi sta domanda. No, però volevo Io te l'ho fatta spiegarlo apposta. lunedì, l'ho spiegato già un po' oggi, va bene lo stesso. Assolutamente. E adesso dai. andiamo a leggere tutti i messaggi. Questo è Vai. quello della diretta, vedi? Certo. Assolutamente. Va già bene che il regolamento ce l'ho bene in testa perché l'ho scritto io. E anche stasera sono sul 13 dalle 20 alle 21 per ascoltarvi e dirvi buon weekend a tutta Casa Peretti. Grazie Silvia. Grazie Silvia. Altrettanto a te. Ciao Enrico, saluti da Lusernetta, Barbara e Alberto. Ora mi sembra. Ma Lusernetta è qua sopra, io non voglio vedere fuori da finestra stasera. Usciamo agli se sci così. domani mattina. Amedeo dormi qui perché non riusciamo a... Vabbè, legga Amedeo. Il canto è una grandezza, potenza, splendore, perché è un dono interno, per glorificare il cielo. Rotellini Carlo. Grazie da Corio. Grazie Rotellini, grazie. un dono È bello in questo terra qua. per glorificare il cielo. Vabbè. Un saluto da Mary e Pino. Ciao, Siete ragazzi. sempre il top, zio Amedeo e Enrico. Prima o poi ci conosceremo di persona. Wow. Quando vuoi venire qua è aperto per cantare. Ciao, ciao. La porta è sempre aperta. Mi fido di te, non a tutti sia chiaro, ma sia No. ben chiaro, perché ho detto molti no, perché... Sì, è perché mia nipote, è mia nipote. Canta bene? È Sì, mia nipote. è tua nipote, quindi canta bene. Allora, ben venga. Bella serata e bella musica come sempre, Dani. Grazie, Dani. Abbiamo perso anche dei telespettatori perché mi mandavano i provini e ho detto abbiate pazienza, ma no, non ci siamo e voilà. Ciao, questa è Caramella, la cagnolina di Idelma da Ceva. Buona serata a Luca, Daniele, a tutti i fans di Casa Peretti. Ma che Grazie. bella! Ciao Idelma! Oh, che meraviglia! Bellissima, sì. Ciao Enrico Amedeo, siete grandi, peccato che è già fine settimana. Vorrei ascoltare la canzone di Daniele De Martino, Pazza di te, di Andrea di Borgomagna. Allora, quando io leggo quell'artista mi rivolgo ad Amedeo, la impari tu? Sì, dai, La impara Amedeo, quindi fra un paio di settimane arriverà anche Pazza di te. Vista, lì addirittura è già tutto colorato per Natale lì. Bello però, bello, un po' di verde, un po' di rosso, il bianco, sembra quasi la bandiera italiana. Grazie G! Come sempre grandi Amedeo, ovvero tu il mio papà, il numero 1. Grazie. Non so chi delle due però. Vabbè, tu salutale tutte e due, dai, Ma salutiamo. sì, dai, vi saluto. Un bacio sia a Fabiana che a Manuela. Oh. Buon weekend Enrico, buon weekend Amedeo da Intra. Grazie, Grazie, Marco. Grazie Marco di Intra. Qui non nevica, fa un po' freddo. Ciao Amedeo, ciao Enrico da Elena. Grazie Elena. Ma qui sì. fa un po' di freddino e c'è anche un po' di nevecchio. Vabbè. Stasera Enrico è una a classe di Fred Mercury. E Charles Leclerc. Allora, leggiamolo E bene. Charles Leclerc. Amedeo ride mentre. Stasera Enrico è una crasi che sia tra Freddie Mercury e Charles Leclerc. Charles Mercury. Vabbè. L'ha combinato. Vabbè, ma non è vero. Ma No, perché- io avevo letto già l'ultima frase. Ma devi leggere tutto il messaggio, no? Bellissima, mi piace un sacco Pier, bravo Enrico, Antonia da Torino, ve la farò meglio, ve lo garantisco. Fra un mesetto la rimetto in programma, un po' più rilassato di voce, non al venerdì. Ho fatto questo errore, però ci tenevo tanto, l'ho finita oggi e volevo farla subito. Ma gran bella serata, bravi Patti 60. Ciao, cara. Patti 60, Patti 60.
La tua fede, la mia femmina, ehi. Ciao Enrico, mi farebbe piacere ascoltare la canzone Città Proibita dei Pooh, bellissima. Per te, loro fans, verrà sicuramente benissimo, grazie mille. Ciao a te ed Amedeo. Stefania da Rondissone. Grazie Stefi. Luna piena tiene a men. Di cos'hai paura? Di un soldato che beve il tè e si fa le foto sul cannone di un carro armato. Sì. Capolavoro dei Pooh. Ciao Enrico, come sempre buona musica e belle canzoni, buon fine settimana a tutti. Qui vedo dalla finestra la pioggia, Massimo da Venaria, quindi Venaria piove. Abbiamo la neve. Non nevica, ma piove a Siamo sempre Venaria. più esagerati, no? Non ci basta la pioggia, vogliamo la neve. Che tempo fa a Napoli? A Napoli c'è il sole sempre, No, sempre. sta piovendo Ciao anche a Amedeo, Napoli. mi fa piacere sentirti cantare, bravo, buona serata a te Enrico. Rosalia. Ciao Rosalia, un bacio. Rosalia. Rosalia. O Rosalia, vabbè, come volete. Qui è arrivata la neve e io sto al calduccio a godermi Casa Peretti. Buon weekend Lilli da... Vorrei vedere. Io ti vedo Lilli con la copertina lì mentre canti insieme a noi. Che bella serata, brava Lilli, brava! Questo è quello che vedo adesso dalla mia finestra. Ma dov'è che vivi? Dov'è però? A Sestriere. Almeno cioè Sestriere, da dove arriva quel messaggio, regia? Minimo da Sestriere o da Pragelato. Sì, qualcosa del genere. Cioè, ma anche con le vicinanze, non puoi esagerare. non credo che sia a Torino, perché altrimenti no. Federico va a casa davvero in motocicletta, nel senso la motoslitta. Quando canti Pupo ci fai volare. Grande Enrico, un saluto al maestro Amedeo, viva Casa Peretti, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Ciao ragazzi, grazie, buona serata anche a voi. E allora vogliamo insieme, perché io lo adoro Pupo, è bravissimo anche Amedeo. Un bacione Daniele Luca da Ceva, ciao. Grazie ragazzi, grazie. Gli artefici del Fans Club che sta così tanto piacendo, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, Facebook, Instagram, Fans Club, Casa Peretti, ci si diverte. Ciao Casa Peretti, buona serata, sempre al top, bentornato ad Amedeo con la sua bella voce. Grazie Michela. Michela da Torino. Immancabile. Michela. Immancabile Michela, grazie. Un saluto al grande Amedeo, lo dice Massimo da Venaria. Ciao Massimo, grazie. Ciao Massimo. Ciao Enrico e ciao Amedeo, non si poteva finire meglio questa settimana insieme a voi. Sempre bravi e simpatici. Ciao Luciano da Brandizzo. Ciao Lucianino da Brandizzo. Un grosso saluto da Alba, Fabio, Romina, Giulia, Lisa e il cane Joy, tuoi super fans. Io voglio una foto di tutti insieme. Lunedì mi mandate una foto di tutti, Anna, Fabio, il Joy e tutti. Ciao Enrico, ciao Amedeo, che bella ora insieme a voi. Buon weekend Anna. Buon weekend. Grazie. Buon fine settimana. Vabbè. È facile, no? Non è che perché c'è una parola in piemontese, poi. No. Vai, leggi. Un saluto al volo da Giovanni da Giovanna, provincia Vercelli. Vercelli. Ciao Giovanna, grazie. Non sembrava la squadra di calcio, però Vercelli. Buonasera Enrico, buonasera Amedeo, buon fine settimana Tino e Betta. Grazie, ciao Tino, ciao Betta. Tanti baci a Tino e Betta, grazie. Poi cosa abbiamo? Complimenti Enrico per come hai cantato Pierre, complimenti per il video che accompagnava la canzone. Grande come sempre Amedeo, Titti e Giovanni. Mi ha fatto piacere conoscere queste persone. Sono grazie. meravigliose. Grazie Titti, grazie Giovanni. Ciao a Simon e Matteo per la serata al latino. Quindi buona serata, divertitevi, mi raccomando. Ballate tantissimo, bevete poco e godetevi sempre ogni singola nota di ogni canzone. Buonasera, vorrei fare tanti complimenti al signore che ha cantato questo pezzone. Potete fare un grande saluto ad Elena e Maria Sole. Certo, salutiamo Elena, salutiamo Maria Sole. Buona serata e buon lavoro Tony. Tony, grazie. Tony, salutiamo Tony, grazie. Non sappiamo che pezzo è perché ne abbiamo cantati 7-8, ma grazie lo stesso Tony, grazie. Ciao, siete fantastici, vorrei dedicare a voi e a mio marito l'anno che verrà, Monica da Dusino San Michele, ma certo te la mettiamo in programma la prossima settimana, lunedì o martedì, noi siamo sempre dal vivo, sempre in diretta dalle 20 alle 21 su 13, mi raccomando. Gli amici, ciao amici Casa Peretti, ciao Amedeo ed Enrico, il mio migliore amico, vorrei dedicare ai miei due amici più cari, Annalisa e Fabio, una canzone degli 883, nient'altro che noi, Enrico da Collegno. Ok, nient'altro che noi dovrebbe essere il titolo giusto. Enrico da Collegno te la metto la prossima settimana. Abbiamo già diverse richieste per la prossima settimana. Grazie amici a casa, vi seguo sempre. Un saluto dal Lazio. Ciao Lazio, ma sei della Roma
o della Lazio, perché a sto punto noi siamo curiosi, o magari non te ne frega niente del calcio e va bene così, l'importante è che guardi noi. Ciao carissimi, un abbraccio da entrambi, un grande saluto a Amedeo che si chiama come me e viene dalla stupenda città della mia compagna Maria. Potete salutare i nostri nipoti Francesca e Maffei che vi seguono sempre. Certo, ciao Francesca, ciao Maffei, grazie. E sempre viva Napoli, mi raccomando. Ricorda che hai fatto una promessa, Sì. Ne facciamo un pezzettino, visto che è in scaletta? Ce l'abbiamo. Chiudiamo con Pino Daniele. Anche questa era una dedica, mi sembra. Anna verrà. Col suo modo di guardarci dentro, dimmi quando questa guerra finirà, noi che abbiamo un mondo da cambiare, noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare. Anna verrà e sarà un gioco pieno di sole, e allora sì ti cercherei, forse per sognare ancora, ancora. Signori e signori, ha cantato per voi Amedeo Grillo. Non mi chiamo Anna, mi chiamo Enrico, è finito il tempo. Abbiamo esaurito i minuti a disposizione. Ci vediamo lunedì per una nuova puntata qui con me, Alessia Cherucci, e sarà un'altra settimana di tanta musica, tanti messaggi. Bello stare insieme a voi col giochino nuovo. E buon sabato e domenica Amedeo. Non mi fate fregare. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Enrico Pere. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Dal lunedì